Esattamente 20 anni fa veniva a mancare a Nuoro Antonietta Chironi, insegnante di canto lirico e grande protagonista di eventi musicali a Nuoro. Io penso, senza ombra di smentita, di poter dire che grazie a Antonietta Chironi e grazie alla sua tenacia, Nuoro ha riscoperto la musica, quella con la M maiuscola si può dire. Si è diventati Antonietta Chironi il grande merito di aver portato la grande musica a livelli di tutti, ha seminato in un campo fertile. Grazie a Antonietta Chironi, Nuoro ha avuto una scuola civica di musica. Grazie a lei ha avuto un ente musicale e soprattutto grazie a lei, conoscitrice di belle voci, sono venute da Nuoro, ma anche da altre parti della Sardegna, come Sassari, come vedremo, delle grandi voci liriche che hanno portato il nome della Sardegna nel mondo. Cito il tenore Franco Becconi, il tenore Piero Preti che abbiamo sentito qualche giorno fa in un'intervista, è attualmente una delle più belle voci tenorili presenti nel mondo operistico nazionale e internazionale. E oggi è la volta di un'altra grande bella voce, un sassarese, che con successo calca i palcoscenici dei più prestigiosi teatri nel mondo. Parliamo del baritono Alberto Gazzale, anche lui molto legato per formazione culturale ad Antonietta Chironi, che proprio qui a Nuoro lo fece esordire quando appunto muoveva i primi passi. A questo punto Alberto la domanda è d'obbligo. Che cos'è stata per te la formazione artistica di Antonietta Chironi? Ti ringrazio molto per questa domanda. Ricordare Antonietta Chironi dopo anni, un misto di commozione e sorrisi. Un artista di così straordinaria levatura che molto prematuramente ci ha lasciato. È una cosa che insieme emoziona ed è un misto anche di sensazioni molto positive, quindi di sorrisi, di sensazioni assai piacevoli. Antonietta Chironi credo che abbia rappresentato per tanti artisti, non solo della mia generazione, un riferimento perché credeva molto nei giovani, credeva molto nella musica, credeva molto nella musica in generale, che credeva nella classica, credeva nel jazz, era molto aperta, molto moderna. Ho ricordi molto netti, molto precisi e molto profondi legati a lei e non posso dimenticare il fatto che appunto è stata lei la prima a farmi debuttare a soli 22 anni in un vero palcoscenico con un'orchestra, una persona che ha inciso in maniera molto profonda sia nella mia crescita musicale e sia veramente nella mia personalità. L'ho trovata come insegnante di teoria e solfeggio al Conservatorio di Sassari e devo dire che anche nel suo lavoro ha sempre avuto un approccio molto, molto funzionale, cioè la teoria del solfeggio destinati ai cantanti erano fatti da lei in una maniera molto pratica, che è la cosa che poi lei, essendo una cantante di professione, sapeva quali erano le cose che veramente occorrono ad un cantante perché il solfeggio non rimanga, ecco, la teoria del solfeggio staccata da quello che è il lavoro. Quindi devo dire che anche dal punto di vista del metodo professionale l'ho trovata sempre eccellente. Grazie a lei ho potuto avere una formazione musicale che mi ha consentito poi di confrontarmi a tutti i livelli, insomma, senza complessi e senza lacune soprattutto. E dal punto di vista umano, poi è una persona che tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere ne hanno potuto apprezzare veramente le doti straordinarie, perché credeva nei giovani, credeva nella musica, credeva nel fatto che una terra così fertile come la Sardegna potesse dare per una generazione di musicisti e di cantanti che potessero competere ai massimi livelli. La storia ci dà ragione
e anche la storia attuale, visto che ancora oggi sono tanti i cantanti sardi che si fanno apprezzare proprio nel mondo della musica colta. Resterà come una figura assolutamente di riferimento. Quindi commozione e sorrisi, perché poi era una persona estremamente gioviale, sorridente, positiva, sempre pronta a dare un aiuto a tutti dal punto di vista sia professionale che anche proprio umano. Quindi ne ho veramente un ricordo molto molto felice. Resterà come una figura assolutamente di riferimento. Quindi commozione e sorrisi, perché poi era una persona estremamente gioviale, sorridente, positiva, sempre pronta a dare un aiuto a tutti dal punto di vista sia professionale che anche proprio umano. Quindi ne ho veramente un ricordo molto molto felice. È una di quelle persone di cui senti profondamente un senso di riconoscenza.